Dopo l'autopsia e il nulla osta per celebrare il funerale di Stefano Angonese, il ragazzino travolto e ucciso da un'auto guidata da un 23enne di Cartigliano, la comunità di Tortima di Lusiana Conco si sta attivando per organizzare una serie di momenti di ricordo di questo bambino tanto amato. Nel punto dove è avvenuta la tragedia, a pochi metri da dove il piccolo viveva con i genitori e il fratello Samuele, c'è un continuo via vai di persone che lasciano un fiore, un pensiero, una macchinina di quelle che tanto amava il tredicenne, appassionato di rally e bicicletta. E proprio lunedì pomeriggio, in occasione del funerale, gli amici di Stefano si stanno attivando per ricordarlo alla grande, come ci ha ricordato l'altro giorno il papà Moreno. Adesso voglio presentare al suo funerale appassionati di rally, portano le macchine di rally, petardi, Perché gli piaceva il rally? rally, petardi e moto. E fanno un show con le moto anche arriva. Gli amici vogliono fare. Quindi sarà una gran giornata, Sì, sì, dobbiamo vederla così, sì, una grande giornata giornata. per Ci Stefano. hanno chiesto permesso se possono fare, sparare dei petardi a onore suo, arrivare con le moto, portare delle macchine a rally. E le macchine a rally abbiamo detto già di sì. Adesso diciamo i petardi sì. Intanto la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradina, ha indetto per lunedì 15 settembre, giorno delle esequie di Stefano, lutto cittadino, mentre i compagni di scuola del tredicenne, che avrebbe dovuto iniziare la terza media nel plesso di Conco, stanno preparando disegni, poesie e ricordi da leggere in chiesa per ricordare il loro piccolo amico dal sorriso contagioso e dal cuore grande.